Il futuro delle province, regione al lavoro per fare chiarezza, tempo 8 mesi per assegnare le funzioni, intanto sono 904 i dipendenti a rischio. Stefania Bolzano. Per ora di certo c'è soltanto una data, 31 marzo 2015. Entro quel giorno si cercherà di avere un'idea più chiara sul futuro dei 2883 dipendenti delle province venete, enti ormai derubricati a organi di secondo livello, ovvero non eletti direttamente dai cittadini. Più di un centinaio i lavoratori che hanno manifestato in Campo San Tomà a Venezia, mentre a pochi metri di distanza, a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, i sindacati, tutti portavoce dello stesso pensiero, partecipavano al tavolo sul riordino istituzionale sancito dalle nuove norme. Chiediamo alla Regione di intervenire con tempestività e non più rinviare un disegno di legge che tra l'altro l'UNPI, l'associazione di cui noi condividiamo il progetto, un riordino delle province, di farlo proprio. Devono decidere quali sono i servizi per lasciare le province, quali sono i servizi che porteranno alla Regione, di conseguenza poi dobbiamo fare i conti con il personale che abbiamo. Tutti insieme, perché questa non è una battaglia di una sigla sindacale rispetto all'altra. Più tutele sindacali che ci sono in questo momento per i lavoratori delle province, meglio è. Accanto ai lavoratori c'è anche l'ANCI, l'Unione dei Comuni del Veneto, e l'UPI, l'Unione delle Province del Veneto, che per bocca del presidente Leonardo Muraro porta l'esperienza maturata a Treviso, dove 25 dipendenti provinciali sono già stati accompagnati alla pensione. Che questo dimostra la nostra grande volontà di risolvere un problema per il personale in primis, ma soprattutto perché la nostra grande preoccupazione è che non siano a mancare i servizi per i cittadini. La sfida della Regione, che si è trovata a gestire tutto in tempi ristrettissimi per i ritardi del governo nell'emanare la norma, è quella di far sapere al più presto e con certezza quali competenze verranno trasferite dalle province ad altri enti e di conseguenza stabilire quali saranno i lavoratori che resteranno al loro posto e quali invece saranno a rischio esubero. Allo stato attuale sono 904 i dipendenti di ruolo che si occupano di funzioni non fondamentali, i primi che potrebbero essere trasferiti ad altre istituzioni nazionali. Il messaggio per Roma è il fatto che dovrebbe esserci un accompagnamento anche finanziario di questo personale che si sposta da un ente all'altro. 2, anche i decreti attuativi previsti dalla legge che non arrivino al 31 marzo se dobbiamo lavorare in tempo appunto per fare le cose fatte bene. Andiamo a Vicenza dove